Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schlein in Sicilia non parla del ponte. La segretaria nazionale del Partito Democratico, Eli Schlein, è scesa ieri in Sicilia per partecipare a un convegno sul PNRR e l'autonomia differenziata. Ha attaccato il disegno di legge Calderoli evidenziando i rischi di spaccatura del paese, ha però dimenticato di dire che la modifica costituzionale che ha consentito l'autonomia differenziata è stata voluta e inserita dalla sinistra nella Costituzione nel 2001. Ha poi chiesto al governo Meloni di non dimenticare il sud e le infrastrutture, ma non ha detto una sola parola sul ponte sullo Stretto, che indubbiamente sarebbe la più grande infrastruttura italiana. Il solito vizio della sinistra. Pensieri, parole e omissioni, mancano però sempre le opere. Migliorano i pagamenti della Regione alle imprese. La Regione nei primi 6 mesi di quest'anno è riuscita a liquidare a imprese e fornitori 1 miliardo e 250 milioni di euro in più rispetto allo stesso semestre del 2022, un aumento del 18,8%, cioè ovviamente dovuto anche all'incremento dei servizi erogati e agli investimenti compiuti. Migliora l'efficienza dei pagamenti, si riducono i disagi e crescono le certezze per gli operatori, hanno detto il presidente della regione e l'assessore Falcone. Schifani chiede provvedimenti contro il caro voli. Mi sarei atteso un po' prima un intervento del governo nazionale sul caro voli, ha detto il presidente Schifani, perché non lo scopriamo adesso, è un fatto notorio pubblico. Lo avevo denunciato all'antitrust già lo scorso dicembre, ha proseguito. Assistiamo a una deregulation gravissima e le tariffe sono impazzite. Il presidente della regione ha chiesto risposte immediate delle compagnie o la rapida applicazione di sanzioni. In Romania ponte sospeso sul Danubio per 2 chilometri. Inaugurato in Romania il ponte di Braila sul Danubio finanziato dall'Unione Europea. Si tratta del secondo ponte sospeso più lungo d'Europa ed è stato realizzato da WeBuild, l'impresa principale che dovrà realizzare il ponte sullo Stretto. Con 1975 metri di lunghezza e la campata centrale di 1120 metri, sembra la copia di quello che andrà costruito tra Sicilia e Calabria. In verità è solo lontanamente paragonabile perché 1/3 di quello e perché non vi passano binari ferroviari. Dimostra però che grandi ponti possono realizzarsi in tempi stretti e che l'Europa è disposta a finanziarli. Maltempo Sicilia orientale, arrivano i primi 9 milioni. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito lo stato d'emergenza per le province della Sicilia orientale colpite dagli eventi meteo dello scorso febbraio e ha previsto un primo stanziamento di 9 milioni di euro per le prime misure. Ha espresso soddisfazione il presidente Schifani, che si era subito recato a febbraio a visitare le zone colpite, chiedendo appunto lo stato d'emergenza. Aereo della seconda guerra emerge dai fondali di Pantelleria. Recuperato dai fondali di Pantelleria i resti di un aereo della seconda guerra mondiale. Si tratta di un caccia intercettatore Macchi, inabissatosi a 30 metri di profondità nel 1943. L'operazione di recupero è stata realizzata congiuntamente dall'Aeronautica Militare, dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e dalla Guardia Costiera. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.